Una ricetta in meno di un minuto. Quella, cuciniamo insieme ad Andrea, uovo poché, sì, ma fritto però. Amorin in cucina. Iniziamo subito con un soffritto di aglio e olio, dopodiché inseriamo i nostri spinaci e portiamo a cottura. In acqua acidula bollente formiamo un vortice, inseriamo l'uovo. Stoppiamo la temperatura dell'uovo in acqua fredda, altrimenti diventa duro. Lo trasferiamo in un secondo momento in una pastella o lega, che è la stessa delle arancine, e poi una bella sabbiatura in pan grattato, che è quello che ci aiuterà a formare la crosticina. Splash, un tuffo in olio bollente, lo tamponiamo e lo serviamo su una fonduta, gli spinaci e per ultimo il nostro uovo. Vi ricordo, ricetta fonduta nel video tagliolini al tartufo. Posizioniamo il nostro uovo e rompiamo la nostra crosticina dell'uovo poché fritto e bedamate.